Siamo all'interno del Parco della Pace, polmone verde della città di 65 ettari che coniuga, come vedete alle mie spalle, la natura, così come le attività ricreative, così come lo sport che verrà restituito alla città a partire dalla prossima settimana. Ultimi preparativi e poi l'inaugurazione ufficiale il 27 settembre per il parco ex aeroporto Dal Molin, atteso da anni dai cittadini, nato come compensazione alla costruzione della seconda base americana a Vicenza. Dall'ingresso in bici o a piedi si arriva alla zona barbecue, 2 allestite nel parco, con l'attigua area sgambamento cani, unica area dove possono stare senza guinzaglio. Poi si arriva alla tensostruttura, idonea ad ospitare pallamano, calcetto, basket e pallavolo. Lungo il percorso, angoli popolati da aironi e garzette, una lingua verde denominata del miglio alpino per le sue erbe spontanee, in allestimento anche l'area per orti urbani. Ci saranno 5 aperture ufficiali, 3 pedonali e ciclabili, una carraia, ci sono i parcheggi che sono pronti, c'è tutto lo sfalcio del verde in corso, abbiamo avuto un diserbo, tanto lavoro da parte di MCPS che sta mettendo in sicurezza di fatto tante aree del parco, tanto lavoro anche di AIM Valore Ambiente perché abbiamo visto il posizionamento delle 5 aree ecologiche negli ingressi, il diserbo dei tratti stradali e quindi veramente tanto lavoro. Avremo anche l'inaugurazione del multisport, cioè della tensostruttura sportiva e abbiamo recepito, lunedì faremo una conferenza stampa ad hoc, le tantissime richieste pervenute dalle varie associazioni e abbiamo oltre 100 eventi che presenteremo per l'inaugurazione del parco più grande della città. Ma non solo, qui troveranno spazio anche gli eventi come l'Hangar Palooza, fermo restando il limite numerico degli stalli. Per un parco così esteso, fondamentale anche il monitoraggio e la sicurezza. Sono 25 le telecamere di videosorveglianza installate, collegate direttamente alla control room.